Andrea Garghella, una partita che sembrava vedere Padova aggressiva fin dall'inizio, poi però qualcosa non è funzionato. Sì, siamo partiti abbastanza aggressivi, sapevamo che questa era l'unica maniera per stargli sotto sin dall'inizio, perché Verona comunque è una squadra costruita per i piani alti della classifica. All'inizio ci siamo riusciti, poi pian pianino qualcosa si è inceppato, siamo comunque stati bravi in certi frangenti a recuperare molti punti, quando eravamo molto sotto non è bastato. Comunque il coach Baldovin prima ha detto che è molto soddisfatto comunque della prestazione del gruppo. Sì, penso che abbiamo giocato bene a sprazzi, dopo a momenti abbiamo sbagliato su cose magari un po' più semplici, le alzate, che non sono semplici ma possono apparire più semplici. Forse con un po' di più lucidità e precisione in quei fondamentali avremmo potuto fare meglio. È uno di quei casi in cui si dice che l'esperienza forse in quei frangenti aiuta? Sì, sicuramente aiuta, anche una bella dose tecnica comunque. Per quanto riguarda invece Verona, lei è partita con più difficoltà, poi però i loro valori si sono visti. Sì, loro possono soprattutto contare su una batteria di battitori di primo livello, Gasparini su tutti, anche oggi all'inizio del secondo set ha fatto vedere cosa è capace di fare e non è sempre facile quando ti mettono così tanta pressione in servizio poi sviluppare il cambio palla e tutto il resto del gioco. Guardando alla prossima sfida, Ravenna che ha insomma cambiato quella che è la diagonale palleggiatore opposto, ti spaventa di più questa cosa perché a volte può riservare delle sorprese o no? Beh, le riserve che avevano sono comunque degli ottimi giocatori, quindi non è comunque una squadra semplice da affrontare. Ovviamente insomma, Tonio T quarto ai mondiali e un brasiliano di 2,17 m come opposto, insomma meglio se non averli che averli contro. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie, Crepi.